Sindaco, una edizione, questa 20ª, riuscitissima, diversa e ricca di presenze. Eh sì, dobbiamo dire che ce l'aspettavamo un po' perché ci avevamo lavorato sopra, avevamo voluto proprio per la 20ª fare qualcosa un po' di particolare ed è riuscita perché c'è stato un afflusso di gente molto ma molto grosso. Il fatto di far conoscere anche tutte le parti del paese è una cosa positiva e che io già da ora posso dire che per il prossimo anno cercheremo ancora di più di allargarla ad altre parti del paese per far conoscere veramente quali sono le bellezze di questo piccolo centro. Noi girando un po' abbiamo anche beccato tanti visitatori provenienti da fuori, quindi comunque è un veicolo turistico. Eh sì, devo dire che gran parte della gente che vediamo stasera è gente dei paesi limitrofi, da Agrigento ad Aragona, a Raffadali, perché Joppolo siamo 1230 anime e quindi la gente che stasera è qua in piazza e per le vie del paese sono molto ma molto di più. Quindi dico, ormai Joppolo è diventata, tra l'estate joppolese, tra la Magna Via Francigena, tra il Castello Ducale, è diventato, diciamo, un posto dove andare, da visitare, da vedere, da conoscere. La Sagra del Melone Giallo è un trionfo di gusto e anche di fantasie in cucina. Stasera cosa ci propone? Sì, la fantasia in cucina prima di tutto. Qui siamo in un cortile particolare, abbiamo intitolato questo cortile La Sarda di Colapisce. Conoscete tutti la leggenda, è una sarda alla beccafico molto particolare, fatta in modo di frittura, accoppiata alla panella siciliana e naturalmente non poteva mancare il melone. È un piatto che avete concepito adesso, lo avete proprio studiato per questa Sagra del Melone? Sì, quest'anno, essendo che era il 20° anno di anniversario comunque della Sagra, abbiamo voluto fare tutto quello che era la nostra proposta gastronomica a base di pesce e il melone. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa inerente alla carne e verdure, quest'anno ci siamo riservati con queste ricette molto belle, ci sono dei cortili fantastici. In uno c'è una polpetta meravigliosa con un pesto di melone e basilico, nell'altro abbiamo un arancino con una ganache di melone e la tuma di capra giurgindana, una delizia, una chicca veramente molto bella. Qua sopra abbiamo il coppo fritto di pesce con i cubetti di melone. In piazza troverete il trionfo, quello che è comunque la grande pasticceria siciliana rappresentata dal cannolo, l'abbiamo fatto al melone, dunque abbiamo riproposto quello che è stato un piatto di grande successo dello scorso anno, che a furor di popolo l'abbiamo riproposto, e dunque una sagra così spartana, allegra, una giornata di agosto molto calda stasera, e devo dire che i nostri clienti oggi sono molto contenti di rivedere questi cortili che da 50-60 anni non hanno potuto mai calcare, e dunque questa è una nuova mission, no? Per aprire a quella che è la rigenerazione urbana di questi posti, e perché no, una mission molto importante che l'amministrazione comunale vorrebbe portare a livello turistico, no? Trasformare comunque questi cortili in un'ambizione progetto turistico. Ecco. E comunque lei è reduce anche da un grande impegno assolto con straordinario successo, preparare comunque un menù per Dolce & Gabbana. Sì, io devo ringraziare prima di tutto a Casa Giuffrè che mi ha dato la possibilità di partecipare e di dirigere l'evento di Sciacca per Dolce & Gabbana. È chiaro che questi sono eventi di caratura internazionale dove la concentrazione deve essere al massimo e non si può sbagliare nulla, non quasi nulla, quelli sono appuntamenti che non si sbagliano. Noi non l'abbiamo sbagliato, abbiamo ricevuto solo i complimenti, e devo dire che sono contento anche per questa manifestazione che abbiamo fatta, e dunque tutto è andato bene, ricevuto i complimenti dei due stilisti di fama internazionale. Ecco.